dal santuario della Madonna di Caravaggio di San Vito di Valdobbiadene, trasmettiamo ora la Santa Messa, celebrata da Padre Gian Romano Miesotto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. L'Eucaristia, in modo particolare quella della domenica, ci ricorda che il Signore è con noi. Lui non ci lascia mai soli, in Lui possiamo contare, Lui è la nostra forza, Lui ci dona la sua misericordia. E allora questo è il momento in cui ci affidiamo a Lui, ci affidiamo alla Madonna, in questo santuario a lei dedicato, perché la nostra vita sia sostenuta e sia gioiosa in qualsiasi momento della nostra vita. Chiediamogli l'aiuto e la protezione. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che gli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia per la città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni.
Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli che ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccatori, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga in voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola di Dio è veramente la luce della nostra vita e come dice il Salmo 108 è la lampada che rischiara i nostri passi. Lungo la strada della nostra vita abbiamo questa lampada, questa luce che mi indica il cammino. E la parola che abbiamo ricevuto oggi è una parola veramente importante, perché la prima indicazione che noi la ricaviamo dal Vangelo, dove Gesù fa l'ultimo suo discorso ai discepoli. È il brano che viene denominato il testamento di Gesù, dove Gesù lascia le cose più importanti. E le cose più importanti non sono quelle materiali, lo sappiamo. La cosa più importante che Gesù lascia, e lo capiamo bene da questo brano, è l'amore. È un brano che inizia se mi amate e si conclude chi ama. Quindi è come una cornice all'interno della quale c'è tutta la nostra vita e questa cornice è proprio data dall'amore. E questa è la realtà più grande, più bella che noi possiamo avere nella nostra vita e che possiamo ricevere. Perché è l'amore che muove tutto. Dante dice è l'amore che muove il cielo, le stelle e il sole. Per dire che l'amore è veramente la sostanza della nostra vita. La capacità di amare e di essere amati è quello che rende ricca la nostra vita. Quindi quel comandamento che dice ama il Signore Dio tuo con tutte le tue forze e ama il prossimo tuo come te stesso è veramente il centro della nostra vita, il centro di tutti gli insegnamenti che possiamo ricevere. E qui Gesù ce lo dice in una maniera veramente molto insistente, molto forte: amare, fare spazio all'amore. E poi ci ricordiamo che questo discorso dell'amore in San Paolo, al capitolo 13 della prima lettera dei Corinti, dove c'è il cosiddetto inno alla carità, dice di che cosa è fatto il vero amore. E quindi noi leggiamo ogni tanto questa pagina di San Paolo, prima Corinti capitolo 13, dove dice che l'amore è paziente, l'amore è misericordioso, non si gonfia, non è invidioso, non si compiace della ingiustizia, opera sempre nella verità. Ecco, leggiamo quella pagina perché ci dice che cos'è veramente l'amore e ci indica anche che l'amore concretamente poi deve realizzarsi, deve essere messo continuamente nei fatti concreti, per cui faccio sempre più spazio agli atteggiamenti buoni, ai gesti di affetto e di amore. Sgombro il cuore da tutto quanto mi distanzia dagli altri, da quei sentimenti che sono i sentimenti negativi poi della nostra vita, che avvelenano un po' l'esistenza non solo degli altri, ma anche la nostra. Veramente l'amore è il centro della nostra esistenza. E se noi teniamo conto che Dio è amore, noi capiamo che ogni volta che ci avviciniamo a questa fonte dell'amore, con la preghiera, con i sacramenti, noi attingiamo sempre di più a quella capacità di amare veramente che è la ricchezza, la nostra vera eredità, il bene che nutre e rende grande la nostra vita. Questo è il primo insegnamento. Poi, siccome questo amore è un amore che continuamente ci comprende, ecco la frase che Gesù ci lascia: non vi lascerò orfani. Significa che l'amore di Dio è sempre con noi, che il Signore non ci abbandona mai, che il nostro Dio ha cura e ha un pensiero
ogni giorno per noi. Poi c'è una frase nella seconda lettura, quando si dice che l'atteggiamento dei cristiani è quello della dolcezza, del rispetto e quindi anche qui delle specifiche dell'amore, la dolcezza e il rispetto nei confronti degli altri, con una retta coscienza. Retta coscienza significa saper distinguere il bene dal male, scegliere il bene, scegliere l'amore anziché l'odio, anziché il contrasto, anziché l'indifferenza, scegliere sempre l'andare verso gli altri. Questo tempo in qualche modo ce l'ha insegnato che gli altri sono veramente il bene prezioso e saperli incontrare, saper dare a loro una mano, dare un gesto di affetto, questa è la cosa che più ci manca e questa mancanza ci evidenzia sempre di più come questo è veramente un valore grande. Una retta coscienza, la retta interiorità che mi sa dire qual è il bene e qual è il male e poi prego il Signore per agire di conseguenza, scegliendo sempre il bene. Questa frase della retta coscienza, ogni volta che io leggo questa pagina di San Pietro, mi fa venire in mente il cardinale Ersilio Tonini, che molti ancora ricordano, il quale, facendo riferimento alla sua cultura contadina, un po' come è la nostra cultura, la cultura un po' di tutta Italia, diceva che erano 3 le cose fondamentali che la sua terra, la sua gente sempre gli ricordava. Le 3 cose fondamentali erano amare, il messaggio di oggi, avere un pezzo di pane, nel senso non è che ci occorre chissà quante cose per vivere, l'essenziale, e poi avere una retta coscienza. Ecco, metteva insieme queste 3 cose, amare, un pezzo di pane e retta coscienza, per dire le cose essenziali e fondamentali nella vita. Credo che questo insegnamento sia per noi importante perché abbiamo sempre bisogno di puntare lo sguardo sulle cose che veramente ci fanno bene. Infine, una sottolineatura che viene sempre da San Pietro nella seconda lettura: è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. È sempre meglio scegliere il bene, anche se questo non viene sempre o quasi mai ricompensato. Non facciamo il bene per ricevere il contraccambio, ma facciamo il bene perché è giusto fare il bene, perché facendo il bene stiamo meglio noi, perché noi siamo fatti per il bene. Allora, ecco, è sempre meglio fare il bene, anche soffrendo, e non fare il male. Mi pare che queste siano delle indicazioni importanti che riceviamo oggi in questa festa di Pasqua della parola di Dio. Rinnoviamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore risorto ci ha promesso il dono dello Spirito Santo. Egli prega in noi e ci sollecita a rendere ragione della nostra speranza. Con questa fede presentiamo a Lui le nostre suppliche. Diciamo insieme: Signore, salvaci. Signore, salvaci. Per la Chiesa, perché obbediente ai Tuoi comandamenti, sia sempre docile e fedele alla Tua parola. Preghiamo.
Signore, salvaci. Per coloro che ci governano, perché ad imitazione di te, che sei mite e umile di cuore, lavorino per il bene e la ricerca dell'unità, della giustizia e della pace. Preghiamo. Signore, salvaci. Per i popoli che vivono nella povertà a causa delle calamità naturali, guerre, ingiustizie, perché sia loro riconosciuto il diritto a una vita sicura e dignitosa. Preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio, perché sul tuo esempio il loro sacrificio stimoli l'edificazione di una società più giusta e rispettosa della vita umana. Preghiamo. Signore, salvaci. Ascolta, Padre, queste preghiere ed esaudiscile secondo la tua volontà. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra Madre, e di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi doni del tuo amore uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.
nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto del cielo. Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e con il suo sangue. Nell'ultima cena, mentre era con i suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede a loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino e rese grazie, lo diede loro e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli, Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e con il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica la nostra comunità con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati, Signore, di tutti i nostri cari che sono in cielo, di tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno meritato il tuo amore. Ammettili tutti a godere la luce del tuo volto. E concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio terreno, di vivere nel tuo amore e di giungere in quella dimora dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Vito e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Santo, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e scoraggiamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi pace. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi,